Con oltre 271 milioni di euro del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel periodo di programmazione 2007-2013, la Regione del Veneto ha sostenuto ben 3.100 progetti per la promozione dell'innovazione e della ricerca. I contributi sono stati erogati a imprese e a soggetti pubblici per realizzare progetti di sviluppo del prodotto, di imprenditorialità giovanile e femminile, di trasferimento tecnologico e di innovazione. Sostenibilità e riduzione degli impatti ambientali sono i principi che hanno ispirato la progettazione di bottiglie in plastica ultraleggera destinate a contenere acqua, succhi di frutta e latte. Sono i prototipi sviluppati alla PET Engineering di San Vendemiano in provincia di Treviso, grazie al contributo di 200.000 euro di fondi comunitari per la cooperazione internazionale. Si tratta del progetto SUSPAC, ovvero lo studio e l'industrializzazione di contenitori realizzati riducendo di oltre il 30% il materiale plastico, oppure ricorrendo a materiali alternativi, come ad esempio il PET riciclato e il BioPET di origine vegetale. Nella sede dell'azienda, riconosciuta nel 2014 come una delle 20 imprese più innovative in Italia, le bottiglie vengono progettate, prestampate in 3D, prototipate grazie a uno stampo pilota per poi essere sottoposte agli stress test di laboratorio con cui ne vengono verificate le prestazioni. Trasferire l'innovazione tecnologica significa anche potersi muovere in città senza produrre inquinamento e a sforzo quasi zero. A renderlo possibile è la rete di bike sharing avviata nel comune di Padova, dove, per alimentare le biciclette a pedalata assistita elettronicamente, sono stati sviluppati dei prototipi di pensiline fotovoltaiche trasparenti. Grazie a un contributo FESR di oltre 126.000 euro, l'azienda padovana Solon ha sviluppato il progetto sperimentale che comprende la realizzazione di 3 postazioni inserite in contesti urbani e nel Parco La Fenice. Le biciclette qui posteggiate vengono ricaricate attraverso un sistema di aggancio collegato a un impianto fotovoltaico che sfrutta le più avanzate tecnologie del settore, adattandosi al modello di biciclette progettate da Italwin. Oltre alle postazioni, con il finanziamento FESR si sono potuti acquistare altri 15 mezzi, ampliando così la preesistente rete del bike sharing. Innovare i servizi, digitalizzare i flussi di lavoro e le reti per la trasmissione di dati attraverso sofisticati software è lo scopo del progetto Port Community System, ossia una piattaforma software sviluppata dagli ingegneri e dai tecnici dell'azienda trevigiana DBA Lab, grazie a un contributo di quasi 200.000 euro di fondi europei che consente di gestire in ambiente cloud una realtà complessa come un porto. Niente più supporti cartacei per la compilazione di dichiarazioni doganali, manifesti e pratiche, bensì una sola piattaforma telematica integrata e una vera e propria community che lega autorità portuale, dogana, spedizionieri, trasportatori, agenzie marittime. Una rete di servizi innovativa a beneficio degli operatori portuali e soprattutto delle imprese che possono contare su tempi certi e abbattimento dei costi di gestione. Un luogo di intatta bellezza, un ambiente naturale che conserva rarità naturalistiche e in cui la presenza umana è limitata al turismo locale e ad alcune malghe per l'alpeggio. Questa è la Piana della Marcesina, nell'altopiano di Asiago in provincia di Vicenza. Un finanziamento di oltre 26.000 euro stanziati dalla Regione con fondi FESR destinati all'imprenditorialità giovanile ha permesso di riaprire dopo 14 anni il rifugio Malga Ronchetto, dove è stata avviata un'attività stagionale a conduzione familiare. Si tratta di un edificio a 1330 metri di altitudine di proprietà del comune di Foggia, preso in gestione da una coppia di giovani ristoratori. In poco più di 7 mesi la Malga è stata ristrutturata e riaperta al pubblico, recuperando gli esterni e l'intero piano terra. Sono stati allestiti un bar, una sala da pranzo e un'ampia cucina professionale, riportando così in vita un luogo della tradizione.